Utilizziamo un insetto amato soprattutto dai bambini, la coccinella, per eliminare la coccinina, che invece è un altro elemento naturale che tende però a far morire le nostre piante. È iniziata il 16 aprile la liberazione di circa 2200 coccinelle lungo i viali di Città Giardino a Treviso e nell'area vicino al cimitero di Santa Bona per contrastare in modo naturale la cocciniglia, insetto che sta causando il disseccamento dei lecci, potendo potenzialmente causarne la loro morte. È una sperimentazione tutta naturale che ci consente di mettere al sicuro il nostro patrimonio verde senza però creare altri tipi di danni magari alla salute dei nostri cittadini. Il comune di Treviso, infatti, in accordo con i servizi fitosanitari della Regione Veneto, ha attivato l'iniziativa di contrasto alla cocciniglia attraverso la lotta biologica, un motivo per non usare fitofarmaci e non danneggiare così l'ambiente e le persone. Non possiamo, per fermare un problema, crearne degli altri, e credo che la natura ci dà sempre gli strumenti per poter far fronte a queste emergenze, perché in questo caso parliamo di una vera e propria emergenza che rischia di far perdere un patrimonio verde importante. Le coccinelle liberate negli scorsi giorni andranno ad eliminare la cocciniglia del leccio, ma anche altre cocciniglie presenti nei giardini dei privati e altri parassiti dannosi per le piante. Per non nuocere a questi insetti utili si raccomanda ai cittadini di non utilizzare pesticidi o concimi chimici nei giardini.